You caught my eye like the brightest light, a twister in my mind. It's something new. E siamo quindi alla vera e propria 60ª Coppa Remo Puntoni, la gara riservata agli esordienti del secondo anno, che vale ovviamente per l'assegnazione della maglia di campione toscano. Anche in questo caso bella emozione da parte dei partecipanti in una mattinata che via via che passavano le ore, insomma l'oretta buona della gara degli esordienti del primo anno è diventata decisamente più calda e quindi magari anche un pochino più complicata da gestire per i ragazzi. Eccoli qua schierati alla via gli esordienti del secondo anno. Anche in questo caso andiamo a ricordare velocemente le squadre di coloro che ha aperto il via: la Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella, la Rosignano Donoratico, la Piano di Mommio, Speedy Bike, la Casano, il team Valdini Euro, la Campi Bisenzio, il Pedale Certaldese, il Velo Club Empoli, la San Cascianese, la Coltano Grube Costruzioni, la Butese, la Cecina, l'Olimpia Valdarnese, la Mille Luci, l'Empolese, la Vianova, la Mobiliari Ponsacco, la Fosco Bessi Calenzano, il team Stradella, il team Bike Ballero, il Pedale Toscano Ponticino, la Gastrone Incini, l'Alta Valdera, Albergo del Tongo e la Borgo Nuovo. Così, come abbiamo detto in occasione della gara del primo anno, anche in questo caso un po' quello che spesso viene chiamato l'elenco della lavandaia. Però è giusto, almeno velocemente, ricordare tutte le società che hanno preso il via a questa manifestazione. Come abbiamo ricordato anche per la prima parte del nostro commento, questa è una gara storica, sì, nel panorama ciclistico toscano a seconda delle categorie, ma è una gara quest'oggi particolarmente importante. Di normale la Coppa Remo Puntoni, organizzata dal club ciclistico Marco Giovannetti, è una gara di classico, diciamo, riservata alla categoria juniores. Infatti lo scorso anno a vincerla fu Gabriele Benedetti, allora juniores, quest'anno già dilettante under 23, non a caso anche campione toscano per quanto riguarda proprio la categoria. E quest'anno, come abbiamo già ricordato, la società organizzatrice ha partecipato a questo bando nel momento in cui la gara è stata assegnata al comitato provinciale di Lucca e hanno preso l'assegnazione appunto del campionato toscano. Il percorso per quanto riguarda gli esordienti del secondo anno è leggermente diverso rispetto a quello del primo. Ci sono anzi due primi giri pianeggianti. Intanto il primo è già andato a concludersi di 8 km con il gruppo compatto, quindi attraverso Marginone, Chiesino Zanese, Chiesa Nuova e San Salvatore. Il terzo giro vede per la prima volta la salita a Poggio Baldino, poi nuovamente un giro pianeggiante passando questa volta sotto lo striscione d'arrivo nel senso opposto rispetto alla conclusione, e poi alla suona della campana nuovamente la salita verso Poggio Baldino e Monte Carlo. Quindi una gara decisamente più arcigna per quanto riguarda gli esordienti del secondo anno, con la doppia scalata, seppur alternata con il giro pianeggiante alla salita di Poggio Baldino, che sicuramente, se è stato lo spartiacque nel primo anno, lo sarà ancora di più per quanto riguarda questo secondo anno. Lo ricordiamo, ormai tra una settimana verranno diramate le convocazioni da parte del comitato regionale per quanto riguarda la partecipazione ai campionati italiani, sia per gli esordienti del primo che del secondo anno, quindi anche in questa gara ci sono degli osservati speciali. Alcuni magari sono già scritti e sottolineati, per così dire, nel taccuino del comitato, altri invece devono ancora magari confermare qualcosa, e questa potrebbe essere l'occasione esatta. E siamo al primo passaggio sulla salita di Poggio Baldino, siamo praticamente al 18° chilometro di gara con il gruppo compatto e con qualche ragazzo che, pur di guadagnare la testa della corsa, si prende qualche rischio obiettivamente di troppo, che si aveva bucato passando nella strada non asfaltata. Non so se poi sarebbe stato così contento questo ragazzo della sua azione che aveva fatto, però, come si suol dire, la fortuna premia gli audaci e lui è riuscito a guadagnare la testa della corsa. Non succede praticamente niente in questa prima parte di gara e neanche in questa prima parte di gruppo di salita verso la prima ascesa di Poggio Baldino, con il gruppo che si mantiene compatto.
varie le formazioni sulla testa della corsa, maglie dell'Albergo del Tongo, della Piano di Mommeo, della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella, della Fosco Bessi, insomma vari gli atleti che si vanno a alternare sulla testa della corsa. Lo ricordiamo, in totale saranno 42 i chilometri da percorrere, e quindi vediamo un po' di selezione naturale che avviene nelle retrovie del gruppo, alcuni atleti che cominciano a staccarsi da quello che è il grosso del gruppo, e quindi per il momento ci stiamo avvicinando al termine della salita per la prima volta, e possiamo dire che in questo primo passaggio l'unico discrimine che abbiamo avuto è stato più che altro una selezione nelle retrovie del gruppo. Ci si butta in discesa con la testa della corsa, e il primo a prendere in mano la situazione col dorsale 64 è Riccardo Lorello della Fosco Bessi, mentre questa è la situazione appunto nelle retrovie del gruppo. Ricordiamo che questa è la 60ª Coppa Remo Puntoni. Prima abbiamo assegnato l'11° trofeo Bianchi Fiori Secchi, mentre tutte e due le gare comunque sono valevoli per l'assegnazione del 20° trofeo Lido Nannini, il 28° trofeo Comune di Montecarlo e la terza Coppa Nannini Giovanni. Con un ringraziamento comunque alla Macelleria Bianchi, alla Dino Bianchi Arte Sempreverde, all'Agraria Checchi Silvano, e comunque a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. Siamo al 25° chilometro di gara, e allo spunto di Lorello hanno risposto in due: il suo compagno di squadra Pietro Pieralli, e insieme a loro anche uno degli osservati speciali di quest'oggi, Edoardo Cipollini della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella. È sulla testa a fare l'andatura Cipollini, quando in realtà potrebbe anche sfruttare la superiorità numerica dei due ragazzi della Fosco Bessi, però evidentemente c'è tutto l'interesse per provare, a noi da parte di Cipollini, a dare una spinta ulteriore a questo tentativo. Quindi adesso sembra che ci sia un po' di collaborazione. Ricordiamo, siamo poco oltre la metà gara, quindi questi sono i tre atleti al comando. Ci stiamo avvicinando ormai al passaggio, eccolo qua, dalla zona arrivo, nel senso opposto appunto rispetto a quella che sarà la conclusione, quindi in genere si girava sempre verso sinistra per continuare nel circuito. Questa volta, venendo dalla parte opposta, ovviamente si gira verso destra. Eccolo qua quindi il terzetto che si è sganciato sulla testa della corsa. Alle spalle di questo terzetto la corsa è decisamente frazionata. C'è Stella, che è l'immediato inseguitore di questo terzetto, a una quindicina di secondi di ritardo, e poi via via vari drappelli con una corsa decisamente frazionata. Quindi magari, come dicevamo, non c'è stata una grandissima selezione sulla testa, ma comunque sul gruppo c'è stata una grandissima selezione. Continua l'azione dei tre atleti al comando, con Edoardo Cipollini che comunque non fa mancare la sua spinta a questo tentativo, stretto comunque nella morsa dei due atleti della Fosco Bessi, e quindi per il momento vanno avanti i tre atleti al comando, anche se gli immediati inseguitori, che nel frattempo comunque si sono un po' ricompattati, hanno preso Stella, si stanno comunque avvicinando. Infatti l'abbiamo visto proprio con la coda della nostra telecamera, l'avanguardia del gruppo che si sta avvicinando decisamente in modo perentorio sui tre atleti al comando. Sandro Manzi sempre presente con la moto informazione anche in questa seconda gara, ed ecco qua proprio adesso che avviene il ricongiungimento almeno sulla testa della corsa. Discesa conseguente alla salita, che ha sicuramente permesso il rientro nel gruppo di altri atleti per renderlo quindi più numeroso. Infatti diamo solo una quindicina almeno, se non qualcosa in più, coloro che compongono la testa della corsa. E quando siamo al 27° chilometro di gara c'è da registrare un nuovo attacco. Patrick Poli del team Valdinievole, protagonista, una volta recuperato il terzetto appunto composto da Pieralli, Lorello e da Cipollini, quasi in contropiede è partito il portacolori del team Valdinievole, che al 27° chilometro di gara quindi si rende protagonista, anche se dal suo atteggiamento sembrerebbe che non sia troppo convinto
che continua a voltarsi appunto, quindi segno che immagina che siano abbastanza vicino gli immediati inseguitori. Chiesino Zanese intanto con il passaggio per gli atleti e desiste proprio in questo istante Poli, desiste l'atleta del team Valdinievole e quindi il gruppo torna nuovamente compatto. Quando adesso con la corsa passeremo dalla zona arrivo suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro e quindi anche in questo caso, così come nella gara precedente, ci sarà da affrontare la salita. In questo caso però per questi ragazzi si tratterà scusate, della seconda volta, del secondo passaggio sulla salita, quindi ci sarà anche da considerare le varie fatiche che sono state messe in gioco, che sono state prese in considerazione appunto per poter continuare nella gara. Lo ricordiamo ovviamente anche per quanto riguarda questa gara, dal termine della salita all'arrivo ci sono 5 km, poco più, quindi magari anche quella che è stata la condotta di gara degli esordienti del primo anno, che ricordiamo ha visto la vittoria di Franchi della Polisportiva Albergo, può essere da esempio per questi ragazzi. Ci stiamo avvicinando al passaggio dalla zona arrivo, come detto, dove suonerà la campana che preannuncia l'inizio dell'ultimo giro, con la testa della corsa compatta, e noi ne approfittiamo ancora una volta per ricordarvi l'appuntamento del prossimo fine settimana, cioè tra 15 giorni, del 6 e 7 luglio, dove i campionati italiani della categoria esordienti e allievi saranno di scena a Chianciano Terme, sia femminili al sabato che maschili alla domenica. Diciamo, noi ne approfittiamo per ricordarvi ancora una volta che noi saremo presenti con la diretta, quindi rimanendo sulla nostra pagina Facebook Toscana Sprint o sul canale di YouTube sempre Toscana Sprint, sarà possibile vedere la gara anche non essendo a Chianciano Terme. Inizia la salita per l'ultima volta per la testa della corsa e sono gli atleti un po' di casa della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella a prendere in mano la situazione, a cercare di forzare i tempi, con Thomas Sbrana, dorsale numero 2, adesso che si alza sui pedali per cercare di aumentare un po' l'andatura, per cercare magari di favorire anche il suo compagno di squadra che è Cipollini. Adesso un po' si allargano sulla testa del gruppo, con alcuni atleti nelle retrovie che perdono decisamente contatto e comincerà a essere un po' complicato per loro essere parte dei giochi, essere nel vivo della situazione. Qui vediamo come il caldo, perché comunque è cominciato a essere caldo nella tarda mattinata, unito a una gara un pochino più selettiva, faccia veramente un pochino di selezione. La testa della corsa si allarga tutta sulla carreggiata, ci si studia, ci si controlla, si sa che magari piazzare un attacco e magari essere in compagnia di qualche atleta potrebbe essere buono, però si sa anche che le energie sprecate in quell'azione potrebbero poi mancare nel finale. Si sa che quest'oggi non è una gara come tutte le altre, perché seppur prestigiosa, seppur importante ogni gara, questa è quella che comunque assegna una maglia che fino alla fine della stagione determinerà il ragazzo con una maglia diversa rispetto a quello che indossa in questo momento, e quindi anche la componente emozionale è da tenere in considerazione in questo finale, in questa gara, perché comunque è pur sempre una maglia di campione toscano. E il primo che prova stranamente a rompere gli indugi nel tratto di salita è Edoardo Cipollini, dorsale numero 1 per il corridore della Monte Carlo Ciclismo, e appena si muove lui almeno 2 o 3 provano a tenergli il passo. Ci stiamo avvicinando al termine della salita, ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna. Su Cipollini si è riportato sicuramente un corridore della Fosco Bessi, e poi poco più indietro ci sembra un portacolori, potrebbe essere della Coltano, così come della Donoratico. Vediamo del giallo, ma non sappiamo essere poi più di tanto precisi. Insiste nella sua azione comunque Cipollini, che transita per primo a quello che sarebbe il Gran Premio della Montagna e ci si tuffa in discesa. Questa invece sembra la situazione in cui si veleggia nelle retrovie del gruppo, si cerca in qualche modo di arrivare al termine della salita per provare poi in qualche modo a rientrare grazie alla discesa almeno nel grosso del gruppo. Ancora tanti coloro comunque che fanno parte di quello che possiamo considerare il gruppo principale, e il primo che si è riportato sulla ruota di Cipollini è Riccardo Lorello, quindi si riforma in parte il terzetto che si era formato nel giro precedente. Insieme a questi due ragazzi nel tentativo precedente c'era anche Pieralli. Al momento invece abbiamo solo Cipollini che sta facendo
la discesa sta disegnando le traiettorie insieme a Lorello. Essendo Cipollini di Montecarlo ed essendo proprio a Montecarlo, immaginiamo che l'atleta della scuola di casa, contraddistinto dal numero 1, possa conoscere bene questa strada, e quindi magari è anche per questo che si trova sulla testa, perché sa come disegnare le traiettorie. Cerca collaborazione in Lorello Cipollini, e il secondo sembra dire che ha qualche compagno che potrebbe o sta per arrivare dalle retrovie, e quindi non collabora per niente il corridore della Foscobessi, e quindi tutto il peso dell'azione ricade sulle spalle di Edoardo Cipollini. Il padre di Edoardo figura anche nell'albo d'oro della competizione, e che era comunque presente giustamente a seguire il figlio, quindi si potrebbe avere un ulteriore Cipollini nell'albo d'oro. Non collabora Lorello, si è un po' rilassato Cipollini, e quindi rientra quella che possiamo considerare l'avanguardia gruppo. Quindi quando siamo a 4 km dall'arrivo si ricompatta la testa della corsa con un drappello piuttosto numeroso, e con una rapida occhiata alle spalle di questo drappello vediamo che ancora altri corridori stanno rientrando, quindi ancora va ad infoltirsi il gruppo di testa. Sta per entrare tra gli altri col dorsale 29 Alberto Cavallà della Coltano Grube, così come sta facendo Guido Pardini della Piano di Mommio. Questa è la curva che anche nel primo anno aveva un pochino messo in difficoltà i ragazzi. Questi del secondo anno l'hanno affrontata un po' meglio, forse perché l'hanno fatta anche nel giro precedente, e comunque una lieve difficoltà anche per questi ragazzi. Si fanno vedere anche i corridori del pedale toscano Ponticino sulla testa della corsa, adesso col dorsale 77 è Tommaso Bambagioni, che sta voltandosi, probabilmente cercando qualche compagno, forse perché sapeva che il suo compagno voleva provare a piazzare la botta vincente, e dovrebbe essere Frulio, Gabriele Frulio col dorsale 76, che aveva provato a attaccare, se non ricordiamo male, anche nei primissimi chilometri di questa gara riservata al secondo anno. Frulio si rende conto che non ha buona vita, non ha un grande respiro la sua azione, quindi si rialza, e questa è una fase decisamente fluida, decisamente convulsa, scatti e controscatti sulla testa della corsa, con il gruppo che non concede spazio a nessun tentativo. La sensazione è che si voglia tenere chiuso il gruppo in vista dello sprint finale, un gruppo che si presenta sul rettilineo quando mancano ormai che si presenterebbe sul rettilineo quando mancano adesso 2 km alla conclusione, più numeroso, dicevamo, il gruppo rispetto a quello che è stato la gara del primo anno, segno che sì, c'era un percorso più duro. Vicinato ci prova ancora Bambagioni del pedale toscano Ponticino, una giornata calda, diciamo un percorso più duro, più selettivo, però alla fine sono presentati all'arrivo sicuramente più corridori rispetto a quelle che potevano essere le previsioni, quindi come ci ha detto qualcuno, e qui ricordiamo Dolfi, sotto l'arrivo probabilmente si dice tanto dei percorsi che sono difficili, ma alla fine sono i corridori che fanno la corsa più dura o meno. Protagonisti ancora gli atleti anche dell'Olimpia Valdarnese, con Tommaso Massi dorsale 39 che prova anche lui a piazzare uno scatto, ma anche il suo scatto alla fine va come tutti gli altri, ovvero viene recuperato da una prima avanguardia gruppo, dove riconosciamo ancora Cipollini molto attivo, probabilmente tallonato ancora una volta stretto da Lorello della Foscobessi. Triangolo rosso dell'ultimo chilometro, ultimi 1000 metri, ma non ci si rilassa sulla testa della corsa, si prova a tenere alta l'andatura, si cerca di provare a piazzare lo scatto buono, perché quando manca un chilometro potrebbe essere anche la botta vincente, ma si fa questo scatto e poi il gruppo recupera, si fa un po' l'elastico come si suol dire, quindi è molto difficile riuscire a fare la differenza, e quindi tutto sembra volgere verso, anche in questo caso, un epilogo a ranghi compatti. Gruppo che comprende una ventina, se non qualcosa in più di unità, quindi gruppo decisamente numeroso, finale bello, spettacolare, incerto fino all'ultimo anche per quanto riguarda questo secondo anno. Noi, così come
la gara precedente, avendo più telecamere, seguiremo fino all'ultimo momento possibile, fino alla deviazione, il gruppo, anche per seguire le varie dinamiche. Dicevamo che gli esordienti, la tattica non conta, ma in realtà vediamo che i ragazzi si cercano, fanno di quelli che possono essere considerati dei treni, quindi vediamo tante dinamiche e poi ovviamente entreranno in funzione le nostre telecamere fisse che ci permetteranno di seguire lo sprint finale, perché ormai di sprint finale si tratta. Ultimi 250 metri, ci stiamo immettendo appunto nel rettilineo finale, eccolo qua il gruppo che ormai si sta presentando in vista dello sprint finale. Sono due gli atleti, un testa a testa tra Stella e Cipollini. È Stella adesso che primeggia, Stella del Casano, ma con il colpo di reni è Cipollini che va a vincere appunto in volata della Montecarlo Ciclismo Pizzirella Rusticanella. Seconda posizione per Alex Stella della Casano, terzo Pieralli della Foscobessi, quarto Simone Cesari della Campi Bisenzio, quinto Thomas Del Frate del team Valdinievole, sesto Francesco Nicolini del team Stradella, settimo Riccardo Lorello della Foscobessi, ottavo Alessio Giannelli dell'Olimpia Valdarnese, nono Thomas Sbrana della Montecarlo Ciclismo Pizzirella Rusticanella e decimo Valentino Mercatali dell'Olimpia Valdarnese. Ancora il tempo per rivedere nuovamente questo finale davvero incerto, sembrava ormai fatta per l'atleta della Casano Alex Stella, che aveva probabilmente preso anche la traiettoria migliore. Lo vediamo al centro del teleschermo e al momento Cipollini è ancora alla sua ruota, forse è uscito un po' troppo presto Stella, e Cipollini ha avuto la freddezza sia per entrare in quel varco che per aspettare il momento giusto per far partire la sua volata, e poi proprio con il colpo di reni ha vinto con mezza ruota di differenza questo campionato toscano, quindi verrebbe da dire buon sangue non mente per Edoardo Cipollini che doppia il suo campionato toscano. Adesso andiamo a sentire le interviste che abbiamo realizzato per voi ai protagonisti anche del secondo anno e non solo. Edoardo Cipollini, sicuramente oggi eri uno degli osservati speciali, ci hai provato più volte, poi con il colpo di reni ce l'hai fatta. Sì, ci ho provato più volte, oggi volevo fare la corsa dura anche se lo era già di sé, dato che c'era da fare 2 volte la salita del Poggio Valdino. Ci ho provato anche sull'ultima salita, avevo fatto il vuoto insieme a Riccardo Lorello della Foscovessi. In discesa credo che lui non volesse tirare, c'aveva Pieralli dietro, quindi un vantaggio in più. Non mi ha dato cambi, quindi continuare a tirare sarebbe stato uno spreco di energia inutile e ci siamo rifatti prendere dal gruppo. Poi nella volata ero rimasto un pochino indietro all'ultima curva, però sapevo di poter contare sulle mie doti da velocista per riuscire a uscire. Ci sono riuscito, di poco, però ci sono riuscito. Alex Stella, solo il colpo di reni tra te e il campionato toscano, ma c'eri? Sì, l'importante è esserci, purtroppo c'è un po' d'amarezza perché tutta la stagione ti tieni in forma per una corsa e poi secondo, però vabbè dai, ci sta. Occasioni per rifarsi ci saranno? Certo, ci sono ancora delle buone occasioni per rifarci, la Coppa di Sera, l'Italiano, sicuramente cercheremo di farci vedere. Pietro Pieralli, terzo classificato, grande lavoro da parte della tua squadra, un podio che ti soddisfa o solo in parte? Si è fatto un grande lavoro, anche nella prima salita eravamo andati via io e il mio compagno, però poi da dietro sono rientrati e sull'ultima salita non ho cercato di dare tutto, tanto sapevo che se prendevamo poco rientrava il gruppo, allora sono stato lì in mezzo e alla fine ho provato a prendere la ruota migliore per fare la volata, però Cipollini e Stella sono stati più veloci di me e bravi, sono stati più bravi. Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale toscano, una mattinata intensa dove il ciclismo giovanile è stato protagonista. Ma credo proprio di sì, una bella manifestazione, 2 belle manifestazioni diciamo, perché sia il primo anno che il secondo anno, 2 artefici importanti, quindi io credo che sicuramente anche oggi l'espressione del ciclismo toscano è stato proprio veramente ad alti vertici, quindi io credo che questo si debba ringraziare la società organizzatrice perché ha messo su in piedi veramente un qualcosa di importante, ma soprattutto in procinto di quelli che saranno i campionati italiani ha rispecchiato un pochino anche quello che è la linearità della manifestazione dei campionati italiani stessi, quindi io credo che questo sia ancora maggiormente un contributo importante per dare l'opportunità ai nostri ragazzi di prepararsi a quel bellissimo evento. In attesa del podio del secondo anno, Marco Giovannetti, bellissimo spettacolo, tutte e 2 le gare molto combattute, finale incertissimo. Sì, sono state 2 gare molto belle, i ragazzi si sono dati battaglia, io credo che abbiano vinto i migliori, anche se migliori a questa età è meglio non parlarne. Sono stati tutti bravi quelli che hanno finito la corsa, un applauso a tutti questi ragazzi che si sono impegnati al 100%. Per l'organizzazione Luigi Bianchi,
terminato il podio anche del secondo anno, è il momento un po' di tirare le somme, è stata una bella mattinata, tutto si è svolto nel miglior modo possibile, tutto è andato per il meglio. Bene, sì, innanzitutto devo ringraziare soprattutto i miei collaboratori perché volevo dire è stata una mattinata bellissima sotto il lato diciamo organizzativo. Credo che volevo dire queste mattinate non è che capita sempre che tutto vada perfetto, invece stamattina è andato tutto perfetto, grazie a tutti quanti, è stata una bella gara sia quella di primo anno che quella di secondo anno. Fra l'altro ha vinto anche il corridore del Monte Carlo, il Cipollini, che tutti attendevano insomma, questo risultato e l'ha ottenuto. Io credo che poi devo ringraziare tutti quanti, quelli che diciamo che i vigili urbani che ci hanno aiutato, tutti i personaggi diciamo, che sono intervenuti. Credo che su tutti i lati sia stata una grande manifestazione. Per il prossimo anno cosa mettiamo in banco? Per il prossimo anno per ora fermi, perché volevo dire dopo un'annata che è molto impegnativa, anche se non sono più il presidente, volevo dire che ho lasciato a qualche giovane per vedere se si tira fuori, anche perché io avendo raggiunto una certa età vorrei tirare anche un pochino i remi in barca, magari con l'aiuto mio e magari collaborando anche un pochino, ma non come questi ultimi anni, perché il Bianchi volevo dire raggiunti tanti anni. Pensa che io ho organizzato dal 1985 che Marco è passato professionista, abbiamo organizzato 67 gare, di cui Coppi Bartali di professionisti, campionati italiani, campionati regionali, insomma varie manifestazioni importantissime, poi gare di esordienti, insomma tutte un insieme. Penso che non ce ne sia tanti che dall'85 oggi di società che abbiano organizzato 65 gare, penso che si continui sulle dita, forse non lo so se ci arriveranno.